Siamo con l'assessore alla cultura Daniela Andreatta, una serata importante per parlare della piazza di Crespano, una piazza che rivela un'identità importantissima. Assolutamente, questa piazza non solo rappresenta un assetto moderno pensato già nel passato, ma noi vogliamo che sia anche il futuro, quindi vogliamo che ritorni a risplendere come è stato nel passato, ed è per questo che partiamo anche da queste serate per far conoscere la storia, per far conoscere cos'era, perché conoscendo il passato che si riesce anche a pianificare il futuro. Quindi questa è stata un'iniziativa che si colloca nell'ambito di una serie di altre iniziative che ci saranno nei prossimi giorni. Certo, questa iniziativa parte con gli anniversario dedicato a Sartori Canova, iniziata ad agosto del 2025 e terminerà il 28 di marzo con un concerto al Madonna del Covolo, e andrà, diciamo, a chiudere tutta la serie di queste iniziative dedicate a Sartori Canova, ma attraverso di lui alla storia del nostro territorio. Grazie. Niente.